È stata questa emergenza qua, cosa intende fare, Presidente? Beh, una terribile emergenza, peraltro anche a macchia di leopardo, che ha colpito più località del Veneto. Annuncio già che ho già dichiarato lo stato di crisi, quindi avviata la procedura, uno stato di crisi ovviamente aperto nella lista dei comuni, perché poi attendiamo di raccogliere ancora ulteriori indicazioni e di completare la lista come si fa al solito nel giro di un paio di settimane. Ma per noi oggi è già stato di crisi decretato. Alla luce delle esperienze purtroppo che si è dovuto fare in questi anni, dopo anche i lavori fatti, la situazione anche degli uffici regionali che seguono questa materia, qual è? Cosa dicono? Che tipo di attrezzatura c'è per far fronte a eventuali emergenze? Guardi, partiamo da un presupposto che stiamo parlando di natura. Noi abbiamo realizzato 925 opere contro le alluvioni, siamo in cantiere con i grandi bacini. Dico che però se si volesse essere più efficienti e Genova ne dà un segnale, bisogna avere delle corsie preferenziali dal punto di vista burocratico. Non è possibile pensare di trattare una cassa di espansione che salva una città come un'opera pubblica normale. Bisogna fare in modo che le opere dell'alluvione, le opere a tutela del dissesto idrogeologico non diventino materia di uffici legali, di tribunali e di altre robe del genere, perché sennò non si fanno più.